Siamo con D'Urso, il tecnico della rappresentativa giovanissimi. Cosa non è andato oggi? Un 4-0 per certi punti di vista un po' pesante. Sì, in effetti sì, diciamo che credo che abbiamo pagato innanzitutto l'approccio, diciamo, psicologico, ho visto i ragazzi entrare un po', come dire, un po' timorosi in campo. Poi magari anche la differenza fisica tra qualche giocatore avversario e il nostro in più ha agevolato il Veneto in questo confronto e ovviamente anche noi abbiamo sbagliato qualcosa in fase difensiva e qualche ripartenza e qualche occasione che potevamo sfruttare magari per accorciare non l'abbiamo sfruttata e il risultato purtroppo è questo. Dobbiamo sicuramente, insomma, crederci, riprenderci dalla sconfitta e soprattutto quello che ho già detto ai ragazzi durante la partita, dobbiamo cercare di giocare perché è questo che è mancato e questo riconduce all'aspetto psicologico che dicevo, sono entrati troppo timorosi e di conseguenza è mancato il gioco e l'approccio iniziale alla partita che penso sia fondamentale in queste competizioni. C'è qualcosa che invece va sottolineato in positivo della gara odierna? Ma comunque sicuramente i ragazzi ci credevano, sono entrati tutti quelli che hanno giocato, non solo sono entrati convinti di poter dare il massimo e di poter far bene. Ripeto, non è stato così perché ci ha penalizzato soprattutto l'inizio, dobbiamo essere bravi, insomma, a riprenderci sotto questo aspetto. Per il resto, insomma, vedo un gruppo comunque unito che può fare meglio sicuramente dalla prossima. Non si parla mai dei singoli, però una piccola menzione va fatta per il portiere Creca che forse è stato il migliore in campo perché è riuscito a parare anche tiri molto difficili. Sì, vero, il portiere ha fatto una bella partita senza nulla togliere agli altri, come dire, ci ha aiutato anche un po' a contenere il passivo e soprattutto anche a dare un po' di coraggio alla squadra, insomma, ovviamente è fondamentale, senza dubbio è così, insomma, il portiere ha fatto una partita bellissima.